Ciao a tutti e benvenuto pubblico di Sicilia Cori Mio. Oggi l'associazione Sicilia Cori Mio ha deciso di fare un regalo speciale a tutti i bambini del mondo. Ricordiamo che oggi si ricorda la Befana, la festa dell'Epifania. E allora Sicilia Cori Mio, amando tantissimo tutto il pubblico, bambini compresi, ha deciso di farvi ascoltare una bella favola. Ma questa favola che voi ascolterete sarà davvero particolare. Questa è tratta da un libro molto importante e che è una nostra opera d'arte tutta siciliana, scritta dal nostro Alessio Patti. Ricordiamo poeta, scrittore, ma anche traslatore di diverse opere mondiali, tra cui appunto Li meravigliosi favoli degli frati Grimm. Oggi Sicilia Cori Mio racconterà, che appunto ricordiamo che era chiusa dentro questa raccolta di favole, racconterà la favola di Biancaneve. Biancaneve in siciliano non è altro che Iancanivi. E come lo farà? Lo farà grazie al contributo di tantissimi artisti siciliani molto bravi che si sono divertiti con noi e hanno pensato proprio a voi bambini, perché è bello conoscere la lingua siciliana, è bello vivere a scuola, è bello vivere in famiglia, ma conoscendo anche la lingua siciliana. A proposito di questo, tra un poco il nostro Alessio Patti ci regalerà un messaggio importante e vi prego di ascoltarlo. Detto questo, vi auguro buona visione, vi auguro buon ascolto e soprattutto vi auguro di non avere mai premura di crescere. Ci sarà un tempo per tutto e per tutti. A presto dalla vostra associazione Sicilia Cori Mio, a tutti voi. A te Alessio. Ringrazio il presidente di Sicilia Cori Mio e saluto tutti voi picciriggi da 0 a 120 anni e più, che siete in ascolto nella rete virtuale. Si parlava di dono. Ebbene, quale dono più grande esiste al mondo oltre quello della propria identità? Proprio nessuno. Che ci fa questo magnifico dono è il verbo, la nostra madrelingua siciliana. Ci dice chi siamo, da dove siamo venuti e dove stiamo andando. Poi picciriggi vi domanderete, ma come facciamo noi a comprendere la lingua siciliana se non ne sappiamo nulla? Semplice, dovete ascoltarla. La nostra lingua è musica e come la più bella melodia intanto la si conserva nell'anima e nelle orecchie attente al bello. E poi ora ve lo dirò. Io mi ricordo da picciriggio anch'io ascoltavo le canzoni inglesi e non ci capivo nulla di quanto raccontavano, ma la musica era talmente armoniosa e bella che conservavo in mente il motivetto. E così uno sente una canzone inglese e sa che gli inglesi vi si identificano. Sente una poesia in italiano e sa che gli italiani si identificano. Ecco, se ora io vi parlo in siciliano, tutti voi picciriggi da 0 a 120 e oltre anni dovete per forza identificarvi nella Sicilia, vostra e nostra madre. Poi, come vi dicevo, man mano che crescete, ascoltando continuamente la cultura nella vostra lingua, ascoltando l'anima vostra siciliana, vi sarà restituito il frutto di questo ascolto e con l'aiuto di bravi artisti, della famiglia e degli insegnanti scoprirete il grande tesoro della vostra tradizione e della vostra identità. Allora, picciriggi, siete pronti ad ascoltare una delle più famose e belle fiabe del mondo, Iancanivi? Sì?
Dunque, assettatevi e ascoltate. Si conta e si riconta che una volta, dall'inverno fitto, mentre li giummi di neve cascavano di lu cielo come pinne, c'era una regina che cuseva assittata a una finestra forgiata di una cornice d'ebano. E adda mentre cuseva e ghisava l'occhi per guardare la neve, si pungeva un nido e cestizie di sangue cascaro sopra alla neve. Lo rosso dello sangue era così bello sopra dai ancora che io pensavo come fosse bello se avessi un piccirillo bianco come la neve, rosso come lo sangue e nero come lo legno della finestra. Poco tempo dopo partorì una picciriglia, bianca come la neve, rossa come lo sangue e con i capelli neri come l'ebano. E picchisso fu chiamata Biancaneve. E quando Idda venne allo mondo, la regina morì. Dopo un anno, lo re si sposò di nuovo con una femmina bella ma orgogliosa. Non poteva tollerare che qualcheduno la superasse nella bellezza. Idda aveva specchio e quando s'ammirava diceva: specchio infatato, da sto castello, vedeste forse un aspetto assai più bello? E lo specchio ci rispondeva: di tutti, lo to è lo più bello. E Idda era contenta, perché sapeva che lo specchio diceva sempre la verità. Addamente Biancaneve cresceva e diventava sempre più bella. E quando appi 7 anni era diventata aurosa e spirlucente come la luce dello giorno e più bella della stessa regina. Un giorno la regina derogava lo specchio. Specchio infatato, da sto castello, vedeste forse un aspetto assai più bello? Lo to aspetto, ca di tutti è lo più bello, ma Biancaneve della capigliatura curvina è assai più bella della regina. Allo sentire sti parole, la regina assaggiò, addiventando pallida dalla faccia e per la raggia e la invidia. E da un momento in avanti, lo solo vedere Biancaneve la faceva stare male, tanto d'odiarla.
Vidi e boria crescero di idda fino allo punto di non lasciarci più pace né di giorno né di notte. Allora chiamò un cacciatore e disse: Porta la picceridda dallo bosco selvaggio. Non la voglio più a vedere. Ammazzela e portami i polmoni e lo ficoto come prova della sua morte. Lo cacciatore la scutò e portò Biancaneve lontano. Ma quando levavo lo coteddo dello fodero per trapassare lo cuore innocente, ella si mise a chiancere e ci disse: Ah, caro cacciatore, sgavitami la vita. Me ne vai un talo bosco e non faccio mai più ritorno alla casa. Va, povera piccerita, mattinni. ci rispondeva lo cacciatore e da mentre pensava a traediddo. Tanto le bestie selvagge ti sbranano quanto prima. Sentiva così d'aversi levato un grano di piso di lucore, non dovendola più ammazzare. E siccome proprio in un momento un cinghialeddo l'ammazzò e ci levava i polmoni, lo ficoto e ci li portava alla regina come prova. La regina, nella sua bramosia, li fece cucinare sotto sale e se le mangiò, credendo di mangiarsi le polmini e lo ficoto di Biancaneve. A Camora, la povera picceridda era tutta sola dallo grande bosco e aveva assai scanto, tanto che pure le foglie, quando la acciuzzavano, ci procuravano assommoro e non sapeva zocco fare per salvarsi. Allora si mise a correre, fuenna dritta e a manca, camminando sopra pecce pizzuti e tra le spine. Le vesti selvagge ci passavano al lato, ma senza farci non do male. Correo fino a quando le amme ce la fecero a sostenerla. Alla calata dello sole viste la casuzza e vecciasiu per riposarsi. Dalla casuzza ogni cosa era necuzza, ma tutta bella bersata. C'era tavolino con sopra una limpia tovaglietta ed era punzata con 7 piattine. Ogni piattino aveva lo suo cucchiaino, 7 coteduzzi, 7 forchettelli e 7 bicchierini. Lungo la parete, l'uno mise all'altro, c'erano 7 lettini, abbersate con maculate lenzuoletti. Biancaneve aveva tanta fame e tanta sete che mangiava tannicchie di pane di ogni piattino e beveva una stizza di vino di ogni bicchierino, giacché non voleva levarci cibo a uno solo. Poi, essendo tanto stanca, provava a sdraiarsi dal lettino. Ma non ce n'era manco uno che era adatto a piglia. Uno era troppo lungo, l'altro troppo corto. Finalmente lo 7° lettino fu quello giusto. Ci si corcava, si raccomandava a Dio e s'addormisceva. Quando si fece scuro, giunsero i patroni di casa. Erano 7 nani che tiravano fuori di li monti li minerali. Addomarono li so 7 cannelletti e quando la casuzza fu tutta bella illuminata, s'addonarono che era già sotto qualcheduno, perché non era tutto bello abbessato come l'avevano lasciato. E lo primo disse: Ma cosa aspettavo sopra la meseggia? E lo secondo: come mangiavo di lume piatto? lo terzo: Ma conficcavo un pezzetto di lume panino? lo quarto: Come mangiavo tanticchia della mia insalata?
Lo quinto. Ma cosa ha la mia forchetta? Lo sesto. Cos'è che ho? Con me cos'è tutto? Lo settimo. Ma come mi nome bicchierino? Poi lo primo si guardava a taglio e visto lo solettino sciammato e disse: Col sammao, l'umelettino. L'auce giunsero di corsa e schighiaro. Ma fuori da che mio c'è stato qualche dono? Ma lo settimo, quando guardavano dallo solettino, ci viste addormisciuta Biancaneve. Allora chiamava all'auce che vennero di corsa e restano maravigliate dello suo aspetto, pigliaro le sue 7 candele e fecero luci sopra Biancaneve. Ah, Dio mio! Ah, Dio mio! Dissero. E che bella pizzeretta! E la sua gioia fu così grande che non la posero svegliare, ma anzi la lasciarono dormire dallo lettino. Lo settimo nano si mise a dormire con l'auci. L'ora ognuno digli e la notte passò. Allo spuntare dello sole, Biancaneve s'arrevigliò e, vedendo le 7 nane, si scandò. Ma ed ci dissero con gentilezza: Come ti chiami? Mi chiamo Biancaneve. ci rispondeva Ida. Come faciste a giungere alla nostra casa? Addomandano ancora le nane. Allora Biancaneve si mise a contare che la sua matrigna voleva farla ammazzare, ma che lo cacciatore ci ha risparmiato la vita e Ida aveva corruto poi tutto lo giorno fino a quando non aveva trovato la casuzza. I nani ci dissero: Si può morire alla nostra casa, cucinare, fare il letto, cucere, fare la cosetta e tenere tutto abbessato e bello pulito. E poi pure restare con noi. E immagino non ti facevano mancare niente. Biancaneve promise che avesse fatto tutto quello che Ida ci addomannaro e tenne abbrissata la sua casuzza. La mattina i nani ievano dalle monti in cerca di minerali e di oro. Alla calata dello sole tornavano e la cena aveva essere pronta. Durante lo giorno la picciuttedda restava sola e i nani la misero in guardia dicendoci: Fai attenzione alla tua macigna, presto o vieni a sapere che tu sei qua. Non apri a nudo. Ma la regina, credendo d'avere mangiato lo ficoto e le polmoni di Biancaneve, non pensava ad altro che Ida era di nuovo la più bella dello regno. Infatti, io avanti allo specchio e disse: Specchio infatato, da sto castello, vedeste forse un aspetto assai più bello? E lo specchio ci rispondeu: Lo tuo aspetto ca di tutti è lo più bello. Ma lontano dello palazzo, da una casuzza di 7 nani, ne cuzza, e Biancaneve, delle capiglie della tintura corvina, a essere più bella assai della regina. La regina s'addannò sapendo che lo specchio non diceva mai monsignorie e capì che lo cacciatore l'aveva ingannata e che Biancaneve era ancora in vita. E siccome lo specchio ci aveva rivelato che la picciridda s'attrovava tra le monti, presso le 7 nane, si mise a pensare come fare per ammazzarla, perché se non era Ida la più bella da tutto lo regno, l'invidia non ci dava rizzetto. Pensa e ripensa, si pittava la faccia e si mascherava di vecchia mercera, arrinescendo ad essere non riconoscibili. A così mascherata passavo le 7 monti e giunsi alla casa delle 7 nane.
Toppuliava la porta e schighiando disse: Roba bella, accattate, accattate. Biancaneve tese una guardata fuori della finestra e disse: Buona giornata, gentili signora. Che avete di venire? Roba buona, roba bella. Ci rispondeu la vecchia. Liacce di tutti i colori. E a così dicendo tiravo fuori una seta di 1000 colori e ce la mostravo. Biancaneve pensavo tre riggia. Sta brava signora la posso fare i ciaseri. Avi buone intenzioni. Grapiu la porta e s'accattava una liaccia accolorata. La vecchia allora ci disse: Tale, carosidda, come sei mal aggiustata. Bene, lascia che t'avverso io una volta. Voglio allazzarti come si deve. Biancaneve, non pensando male, non appena lo sospetto, e si ci mise davanti e si lasciava allazzare con la nuova liaccia. Ma la vecchia scenciva così forte e lestamente che Biancaneve ci mancava lo respiro e cascava in terra come fosse morta. Finalmente la tua bellezza è scomparsa, tracordata. Desse la tenta vecchia e se ne io. Allo scurare dello sole fecero ritorno le 7 nane e vedendo Biancaneve stinnicchiata in terra si pigliano di grande scanto. La isaro e vedendo che aveva la vita troppo scenciuta tagliarono la liaccia. A due punto Biancaneve pigliava a respirare di nuovo e ciato dopo ciato ripigliavo calimi. Quando le nane ascoltarono zocco successe, dissero: La vecchia merciera non era altro che la regina. S'accora e non lasciare trasera a nodo, e da mentre non ci siamo. Ma la regina, appena giunta alla sua casa, io davanti allo specchio e addumannavo: Specchio infatato, da sto castello, vedeste forse un aspetto assai più bello? E lo specchio ci disse: Lo tuo aspetto ca di tutti è lo più bello. Ma lontano di lo palazzo, da una casuzza di 7 nani, ne cuzza, e Biancaneve, delle capiglie della tintura curvina, a essere più bella assai della regina. Allo sentire ste parole, lo sagno ciacchianau tutto un dallo cuore per lo scanto, perché capivo che Biancaneve tornava a vivere. A così si mise di nuovo a pensare a come potersi sbarazzare. D'essere avvelenato poteva essere la giusta soluzione. Ed ecco che si mascaravo di nuovo di una vecchieredda assai diversa di chidda di prima. Passavo le 7 monti e giunsi alla casa di Lenani. Toppuliava la porta e dissi: Roba bella, accattate, accattate. Biancaneve tese una guardata fora e dissi: Non posso lasciare i ciaseri a nudo. E la vecchia ci rispondeu: Guarda come sono belle ste pettine. Mi scivo fora chiddo avvelenato e ci lo mostravo. Alla picciridda ci piaceva assai, tanto che si fece ingannare grapendoci la porta a paccattare sillo. Poi la vecchia ci disse: Lasciate pettinare. Biancaneve, non sospettando niente di male, si fece pettinare. Ma come la vecchia ci infilava lo pettine tra le capiglie, lo veleno passava nincia la pedde e poi in dallo sangue, e la picciridda cascava in terra come morta. Pensavo la vecchia che stavolta era davvero rinesciuta ad ammazzare la picciridda, e se ne io. Ma per fortuna era quasi all'oscurare
e le 7 nane stavano per tornare. Non appena visto Biancaneve stinnicchiata in terra, pensarono subito a un oncico della tenta macigna. Si misero a cercare fino a quando non trovano lo pettine avvelenato. Come ci l'ulivaro della testa della piccerita, a Biancaneve ci tornava la calme e ci contavo zocco ci successe. Allora le nane ci raccomandano ancora una volta di stare attenta e di non grapere a nudo. Mentre, alla sua casa, la regina si mise davanti allo specchio e disse: Specchio infatato, da sto castello, vedeste forse un aspetto assai più bello? E lo specchio, come allo solito, ci disse: Lo tuo aspetto ca di tutti è lo più bello. Ma lontano di lo palazzo, da una casuzza di 7 nani, ne cuzza, e Biancaneve, delle capiglie della tintura curvina, a essere più bella assai di la regina. La regina s'addannò e si pigliò di correo schighiando. Biancaneve ave a morire, ma avesse a costare la mia stessa vita. Allora io in una stanza segreta e preparò una mela tanto velenosa. Di fora appareva così bella e rossa che non si poteva trattenere di mangiare silla. Ma così ne mangiava appena un pizzuddo, moreva. Quando la mela fu pronta, la regina si mascarò di vecchia contadina e a così mascarata passò le 7 monti fino a giungere nella casa delle 7 nane. Davanti alla porta si mise a toppoliare. Biancaneve s'affacciò della finestra e ci disse che non poteva grapere perché le nane ce l'avevano proibito. Ma la contadina ci disse: Non ti preoccupare, le mie mele me le venno lo stesso da un'altra parte. Ma a tia te ne voglio regalare una. Bene, guarda com'è magnifica. No, non posso accettare niente. Ha rispondió Biancaneve. Hai forse scanto dello veleno? Ci ribatteva la vecchia. Allora facciamo così. Tu ti mangi la parte che è colorata di rosso e io mi mangio chi da più bianca. Ma la mela era fatta a opera d'arte, tanto che solo la parte colorata di rossa era avvelenata. Biancaneve desiderava assai la mela, che in apparenza era così bella e saporita, e quando visti che la contadina ne mangiava un pezzo, non poté più trattenersi e allungò la mano per farsi dare la sua metà. Ma lo primo cuccone che si mangiava cascava in terra come morta. Allora la regina disse: A sta volta sogno certa che non d'occhio ti può arrosbegliare. Soddisfatta, se ne tornava alla sua casa e subito addomandava lo specchio. Specchio infatato, da sto castello, vedeste forse un aspetto assai più bello? Finalmente lo specchio ci rispondeva: Di tutti, lo tuo è lo più bello. Ed ecco che lo cuore invidioso della regina appe finalmente pace. Se ci può essere pace per chi vive d'invidia. A sera poi, quando le nane fecero ritorno nella sua casa, trovarono Biancaneve stinnicchiata in terra. Delle sue labbra non ne sceva ciato, era morta. La isarono, guardando se dallo corpo avesse qualche cosa di velenoso,
ci grapeno le vesti, ci pittinano li capigli, la lavano con acqua e vino, ma niente. La picciridda era morta e non abbrivisceva. La misero allora andando a buto e vi s'assittarono tutte e 7 al lato e la cancero piccigliorna. Poi la volevano vorricare, ma ella pareva ancora così frisca che le sue fossette erano tanto rosse e belli di farla apparire ancora viva. Allora dissero: non potremo vorricare tutta terra. Decisero invece d'appuiarla in un tabuto di cristallo perché la si potesse tagliare di ogni lato. Ci misero sopra lo suo nome a caratteri d'oro e scrissero che era figlia di re. Poi esponevano lo tabuto sopra lo monte e uno di nane ristava sempre là di guardia. Pure l'animale vennero a piangere Biancaneve, prima una sivittola, poi un grovacchio e per ultimo una palommedda. Biancaneve restò per tanto tempo dallo tabuto, ma non io mai in potrafazione. Pareva che dormisse perché era ancora bianca come la neve, rossa come lo sangue e nera come l'ebano. Un giorno, bello principe, capitava dallo bosco e io a dormire dalla casa delle nane. Giunto già, visto lo tabuto con Biancaneve, leggiù le parole scritte di sopra a caratteri d'oro e dissi alle nane: lasciatemi lo tabuto. Vi dogno in scancio zocco volete. E le nane ci rispondevano: No, non la damo scancio, manco per tutto l'oro di lo mondo. Allora, datemi il regalo. Perché non posso vivere senza vedere a Biancaneve. Voglio onorarla e rivererla come chidda che mi è più cara lo mondo. Continuava a dire lo principe. A sti parole, le buone nane si commovero e ci desero lo tabuto coi Biancaneve. Lo principe ordinava alle sue serve di portarla a spada. Ora successe che iddi accioppicarono dal ramo secco e per lo scossone che appi a Biancaneve ci ne scivo della gola lo pezzo di mela avvelenata. Già satta tornava a ciatare e a vivere e a 7 anni si disse: Oddio, ogni sogno. Tranquilla, sei con mia. Ci rispondeva lo principe pieno di felicità, contandoci ciò che era successo. Poi ci disse: Bella Biancaneve, io stavo sopra ad ogni altra cosa allo mondo. Vieni con mia, nello castello di mio padre, e diventa la mia sposa. Biancaneve acconsentiu e si niu quiddu. E le nozze furono preparate con grande pompa magna, magnificenza e spirlucio. Alla festa delle nozze fu invitata pure la maccigna. E ensaiate le sue magnifici vesti, ella giunta allo specchio e disse: Specchio infatato, da sto castello, vedeste forse un aspetto assai più bello? Lo specchio ci rispondeu: Ca si la più bella, o regina, ma più bella assai è la sposina. Allo sentire sti parole, la tinta regina si scandò e lo suo affanno fu così grande che non poté ammansarlo. Dallo principio non voleva più assistere alle nozze, ma l'invidia la tormentava allo punto tale che vosira a vedere la giovane reginetta. Ciasenno, viste che non si trattava altro che di Biancaneve, e si petrificò per l'assommoro. Ma sopra lo carvoneddo addomato erano già pronte 2 pantofole di ferro.
Quando furono inciammate allo punto giusto ci li portarono. E Ida fu costretta a ensaiarli, a ballarci fino a che non ci abbruciarono i piedi e cascavo morta in terra.